Galileo Galileo, Galileo Galileo Galilei. Chi era Galileo Galilei? Era un collega amico di Giordano Bruno. Giordano Bruno, che fu bruciato dalla Chiesa perché Giordano Bruno sosteneva che la Terra era rotonda e girasse intorno al Sole, mentre la Chiesa diceva che invece era piatta e tutto l'universo girava intorno a noi come sapiddu niatre cufussimo. Giordano Bruno e Galileo Galilei, colleghi, professori, entrambi universitari, però Giordano Bruno, scomunicato dalla Chiesa per questo motivo qua della Terra rotonda, è talmente scomunicato che o bruciaro, Giordano Bruno, prete scomunicato, professore universitario, che insegnava teologia in tutto il mondo, lo chiamavano tutte le più migliori università del mondo, lo chiamavano per farsi insegnare le religioni, e lui insegnava da professore cattolico, e la Chiesa o bruciava. Galileo Galilei, che a Giordano Bruno ci aveva detto, dice, senti Giordano, può farti bruciare, però questo già lui lo pensava, non è che ci disse, dice, può farti bruciare, dice, ma perché non hai le prove, perché non ti procuri le prove, a così poi gli dici queste cose, quale prove, la ragione a me mi basta, diceva Giordano Bruno, no? Che poi ho bruciato, però ci fu poi in quel periodo pure Galileo Galilei che ha ricevuto un oggetto da un certo Sarpe mi pare, che del nome un Sarpe, come si chiamava, va? Un certo Sarpe, il scienziato, professore, sapendo che minchiere tempe tra il 1640, una cosa del genere. E questo Sarpe ci ha dato questo oggetto che era un carnocchiale. Era un carnocchiale, però ancora loro non lo sapevano. Cioè, dice, Sarpe ci fa, dice, senti, mi hanno regalato questo, un suo studente spagnolo, non lo so, come, un suo scienziato spagnolo collega, dice, però non so come usarlo. Galileo lo guarda, lo porta a casa, capisce cos'è che è un carnocchiale, lo perfeziona e inventa il telescopio. E grazie a questo telescopio trovò le prove che la Terra era rotonda e che girava intorno al Sole e che i pianeti giravano intorno al Sole, il Sole girava per i cazzi suoi nell'universo. Insomma, quello che diceva Giordano Bruno, lui ha trovato le prove. Ma nonostante ciò, in questo carnocchiale, in questo telescopio, non si ci voleva tagliare nudo. A cominciare dalla Chiesa, dicono io non ci taglio perché avevano paura della verità, capiste? Avevano paura della verità. E comunque, Galilei, avendo queste prove, cominciò a scrivere libri. Ne fece uno, come sentite, è quello della teoria dei massimi sistemi, non lo so. La Chiesa, come sui alleggiva, minchia dice, chi stu, le stesse cose di Giordano Bruno sta dicendo. E io convocaro per aiuto, Galileo Galilei, nonostante il carnocchiale, dice, tu un bilo c'è la Chiesa. Dice, no, dice, sono eresie, ti devi redimere. E Galileo Galilei, dopo che un giuso non entra, è una specie di galera entra a Chiesa, e Galileo, si redimì, va, come dice, lasciamo perdere, va bene, e Bannunao dice, la terra va bene, è piatta, però qualche anno dopo, la verità trionfa sempre, qualche anno dopo, molti giovani universitari dice, ma che è su carnocchiale, che è su telescopio, fammi la birra, tutti incominciarono a guardare e scoprirono che la terra non era piatta e tutto l'universo girasse intorno a noi che cominchia semmo, ma che la terra era rotonda ed era sospesa nel vuoto a tipo che un semmo nudo.